sviluppo economico, vertenza Electrolux. Sì, Luca, siamo qui con il governatore Zaia, si è appena concluso questo tavolo, un incontro, ministro Zanonato, la D di Electrolux Italia e i governatori delle 4 regioni coinvolte. Che incontro è stato? Buonasera, l'incontro è stato sicuramente partecipato, anche animato per certi aspetti e ci aspettiamo poi che nei prossimi incontri con i prossimi tavoli poi si arrivi al concreto, si arrivi all'osso e si discuta di piano industriale, di progettualità, di investimenti e di quello che sarà il futuro. Ci rifiutiamo di parlare solo del costo dell'ora lavorata e di sentire sempre che in giro per il mondo c'è qualcuno che fa a meno, visto e considerato che poi non è che non conosciamo le dinamiche mondiali e internazionali, però è anche vero che in giro per l'Europa ci sono delle realtà tipo la Francia, la Spagna anche, ma anche la Germania, dove non ci risulta che l'ora lavorata costi tanto di meno dell'Italia e le aziende esistono. Ecco, dove le parti ancora sembrano essere distanti è che Electrolux ribadisce i problemi sul costo del lavoro, il modello polacco, mentre voi avete insistito sul fatto che va avviato un piano industriale che riguardi il pacchetto di tutti e 4 gli stabilimenti coinvolti. Beh, guardi, gli imprenditori in Italia sono degli autentici eroi, la pressione fiscale media è del 68,5% contro una media europea del 46%. Detto questo, diciamo che noi siamo assolutamente disponibili a fare questo percorso, consci di questo fatto, assieme alle imprese e assieme ai lavoratori. Certo è che vogliamo salvare questi 630 esuberi che non rappresentano solo la drammatica perdita dei posti di lavoro, ma significa la fine dell'industria soprattutto nei nostri territori. Fabrizio. Come regione cosa potreste fare? Sì, Luca, dimmi. Sì, Zanonato azienda non ci ha convinto, questo stanno battendo le agenzie, tu l'hai sentito dalla viva voce di Zanonato e quindi? L'azienda non vi ha convinto, avete ribadito, quindi? E quindi dobbiamo valutare fino in fondo i dati che ci danno, che ci forniscono, avere chiarita la situazione di Porsia, che per noi è una condizione imprescindibile, nel senso che va assieme a Solaro, Susegana e Forlì, quindi 4 regioni assieme e 4 partite che non debbono essere trattate in maniera differenziata. La volontà di essere presenti sicuramente sul fronte degli ammortizzatori sociali, con le finanziarie regionali come nel nostro caso e con i fondi comunitari, e senza la volontà di creare precedenti o sperequazioni nei confronti di altre aziende, ma con la volontà comunque di iniziare un nuovo corso che potrebbe essere mutuato in altri contenziosi. Grazie al governatore Zaia. Luca, a te la linea. Sì, da oggi ha parlato della vertenza Electrolux anche il segretario generale della CGIL, Susanna Camusso, da Mestre.